Io le scarpe l'ho avute il 13 ottobre del 1929, quando avevo compiuto da 4 mesi i 18 anni. È già un mese che in segreto ho imparato le vocali e la prima eccola qua. A, 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 A. E la seconda pure c'è. E la terza eccola qui. I. Dunque, quando la domenica pioveva e non potevamo andare a lavorare in campagna, allora andavo ad aiutare la donna che doveva pulire le scuole. E io facevo pulizia e mi regalava mezza lira. Un giorno mi misi a sedere su un banco, immaginando di essere anche uno scolaro, e guardavo la cattedra dove si sedeva la maestra, c'era la lavagna, e dico: guarda un po', gli altri ragazzi vengono qui a imparare e io non imparo niente. È vero. E un giorno, mentre ero seduto lì, quando tornò mi vide seduto, mi distribuì un po' di botte, insomma, perché devi lavorare, non devi stare lì. E io piansi, ma ella non capì quando io le dissi: ma lei non sa che io desidero tanto andare a scuola e vengo qui la domenica a aiutare lei perché mi sembra di essere anche uno scolaro. Ecco il motivo per cui mi seggo lì, per illudermi di essere anche uno scolaro. Mio padre si definiva socialista. All'epoca i padroni non erano molto contenti del fatto che qualcuno si dichiarasse socialista e che lo fosse, ma lui amava dirlo, e allora i padroni non gli davano lavoro e quindi in casa nostra mancava il necessario, anche il pezzo di pane. È vero, mio padre ha un gravissimo difetto e il suo grande difetto è quello di essere povero, di non avere neanche da mangiare per sé. Ecco il motivo per cui non mi dà da mangiare. Ma fino a 27 anni l'unica volta che mi tolsi veramente la fame fu il giorno in cui andammo a mangiare in casa dell'avvocato Berlinguer a Sassari. Oh, come mangia questo bambino? Dice: dategli una bistecca. E allora questa donna mi portò una fetta di carne e dopo mi chiese: l'hai mangiata la bistecca? No signore, dissi, avvocato, non l'ho mangiata perché non me l'hanno data. Perché non hai dato la carne al bambino come ti avevo detto? Ma gliel'abbiamo data. Allora dice: te l'hanno data? No signore, dice, quello era carne. Quindi questa, se vi potete fare un'idea, è la vita che conducevo io nell'assoluta ignoranza. È vero che non conoscevo la bistecca, credevo che fosse qualche cosa di speciale e non carne. Ancora? Dai. Mio padre, a causa del fatto che era socialista, era sempre perseguitato dai carabinieri e dai padroni, cioè dai signori del paese, e quindi era sempre processato per un motivo o per l'altro, e l'avvocato Berlinguer lo difendeva sempre. E ogni volta che finiva il processo gli diceva: Giuseppe, per me non fa niente, non gli prese mai un soldo, lo difendeva sempre a gratis. Ma questa è tua mamma? Mia mamma e mia sorella. Olga? No, no, Giovannina, questa è morta, aveva 61 anni quando è morta. Questa è nata insieme ad altri due. Le prime due sono nate morte, questa era la terza. Mia mamma ne ha partorito 24. Ai 14 anni, non potendo più resistere, siccome mi sentivo già uomo, scappai da casa. Antonio, con una voce strozzata dal pianto. Quella voce mi gelò il sangue e non mi mossi più. Mi fermai, tornai indietro e abbracciai mia mamma e mi accorsi di tenere questa donna fragilina e capii di essere già uomo e tornai a casa. E mi aspettavo delle botte da mio padre, come mi aveva sempre dato quando commettevo delle cose non giuste. E invece di picchiarmi, mio padre mi abbracciò. Mi abbracciò e pianse con me. Non avevo mai visto mio padre piangere prima di allora. Compresi che mio padre aveva un cuore molto, molto delicato ed era tanto affettuoso. Da allora conobbi mio padre, non come padre, ma come amico. Infatti lui mi stese la mano e mi disse: dammi la mano. Noi non siamo più solo padre e figlio, siamo due amici.
No, fra poco vieni fuori con un altro. È un pozzo di ricordi. È proprio vero. Io mi parlo addosso. Anche quando prendo la penna mi scrivo addosso io. Non la finisco più. Ma cosa bevi? Dopo sei ubriaco poi, Quando sei stai ti do un bacetto. Ma non so che farmi. Che bacetto zitto. In quanto tempo hai scritto il diario? Cioè, quanto tempo ha preso No, non ho messo molto tempo. Avrò impiegato proprio perché io mi alzavo, mi mettevo proprio lì, a getto continuo. Perché è così intensa di emozioni, è vero, che non si finisce più. La mano non è abbastanza svelta per scrivere così come mi vengono i pensieri. Infatti quando mi mettevo a scrivere correvo. Intanto, mentre tendevo il tanto sospirato giorno della partenza, vendevo le mie braccia per un compenso modestissimo. Venivo impiegato da muratori nel trasporto di materiali edili. E io mi mettevo il peso di 100 kg sulla spalla sinistra e con la mano destra mi attaccavo agli scalini e salì in cima. E lì, avuto riguardo al fatto che era nel periodo della crescita, il peso mi schiacciò i dischi intervertebrali. E allora, quando passarono 2 o 3 giorni, cominciai ad accusare dei dolori fortissimi. Ebbi poi, quando fui grande, perché si decalcificarono le vertebre, e fui affetto da morbo di Pott. Al sanatorio militare di Anzio sono stato ricoverato alla camera 18 del reparto chirurgia. Guarda, dice, a questo punto ti devo dire la verità. Tu sai, c'hai un male terribile. C'è la colonna vertebrale tua sta andando in erosione, perché l'osso si sta decalcificando e si sta liquefacendo. Guarda, per riuscire a avere una speranza, ma pallidissima, tu bisognerebbe che stessi fermo, assolutamente fermo. Non vi dico le prime ore, è il primo giorno, è la prima notte. Cosa ho passato per riuscire a star fermo? Quando non ne potevo distinguere, no, devo star fermo, io non voglio morire.